Con Gianni Letta. Sì, eccoci di nuovo, ancora collegati in diretta con Suballosu, in pratica con la colonia felina di Suballosu. Abbiamo sempre Andrea che è il responsabile, un po' il coordinatore di tutto questo habitat dei felini. Cos'è intanto una colonia felina? Sì, intanto ti ringrazio per la domanda perché spesso molti fanno confusione e la confondono ad esempio con un gattile. Invece la differenza fondamentale è che il gattile è uno spazio chiuso con gabbie, con ricezioni. La colonia è semplicemente l'habitat, quindi il territorio nel quale due o più gatti vivono liberamente. Le colonie possono essere riconosciute o meno, questo ovviamente è un provvedimento amministrativo che il comune può adottare o meno. In provincia di Oristano ne abbiamo una quarantina, a Oristano ce n'è una decina di colonie riconosciute e poi ce ne sono altre colonie di fatto come la nostra, cioè che esistono, i gatti sono liberi e non sono state riconosciute. Il provvedimento con il quale si riconosce la colonia appunto è un atto del comune, semplicemente la posizione di un cartello e l'affidamento ai gattari, quindi la patente per i gattari che la gestiscono di questo titolo. Ma la cosa importante delle colonie, a noi non riguarda tra virgolette perché ormai facciamo tutto da soli, è che una volta riconosciute la ASL effettua le sterilizzazioni pubbliche. Noi non siamo riconosciuti, facciamo tutto da noi, grazie all'associazione, grazie a tanti amici che ci seguono su Facebook, abbiamo più di 11.000 amici, abbiamo potuto fare 60 sterilizzazioni di tasca nostra e seguiamo giorno per giorno tutti i gatti e quindi li portiamo quando necessario dai medici per essere seguiti e curati. Noi comunque facciamo un discorso ampio, quindi auspichiamo che i comuni riconoscano sempre di più le colonie perché questa è la maniera migliore per prevenire sia il randagismo sia l'abbandono. Allora, dal punto di vista amministrativo questa porzione di territorio appartiene al comune di San Vero Milis e da quel che ho capito e da quel che voi avete nei mesi scorsi diffuso, il comune di San Vero Milis si rifiuta di riconoscervi come colonia felina. Sì, purtroppo non solo a noi, anche qui a due passi a San Roccadunda altri gattari hanno chiesto un riconoscimento per altre 3 colonie e anche in questo caso il comune ha formalmente negato, quindi ha bocciato la richiesta di riconoscimento. Diciamo che purtroppo un po' in tutto il sud e anche in Sardegna ci si scontra con le amministrazioni e con come la possiamo chiamare, la scarsa sensibilità riguardo al tema animali, soprattutto gatti. I gatti vengono considerati sempre meno, anche meno dei cani. I cani, dal punto di vista del pericolo, tra virgolette, sono considerati più importanti, quindi c'è più attenzione rispetto al fenomeno dei cani e del randagismo. Invece i gatti purtroppo sono considerati animali di serie B. In compenso però avete un riconoscimento, se non proprio amministrativo, ma almeno di consenso, praticamente in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutto il mondo, con visite e ho visto anche dei documentari realizzati per televisioni straniere. Sì, non siamo riconosciuti dal comune, ma siamo conosciuti effettivamente in mezzo mondo. È venuto qua dal Giappone Animal Planet, un grande canale che si occupa appunto di animali, ha fatto un documentario, così anche le TV italiane, dalla Rai a Mediaset e le principali riviste. Abbiamo visitatori che effettivamente questi giorni il raduno stanno cominciando a venire e li avete visti questa mattina un po' da tutta Italia, quindi abbiamo amici che ci seguono, ci sostengono, ci danno una mano anche economicamente grazie a Facebook. Ecco, il sostegno è importante, un'associazione ovviamente non ha scopi di lucro e conseguentemente deve basarsi un po' su quelle che sono le contribuzioni dei volontari a cui fa riferimento l'associazione. Ecco, voi di cosa avete bisogno e come riuscite ad andare avanti? Allora, noi andiamo avanti al 100% con l'aiuto di privati, quindi degli amici che ci danno una mano anche con il semplice alimentazione per gatti. Anche questa mattina sono venuti qua e hanno portato delle scatolette che ora stiamo vedendo inquadrate, dei sacchi di croccantini. I gatti mangiano 2 volte al giorno, sono 51, quindi noi cerchiamo di nutrirli al meglio tutti i giorni, quindi anche dal punto di vista dell'alimentazione è importante, quindi chi vuole ci può dare una mano. Ci servono anche, o ci possono essere utili soprattutto d'inverno, anche dalle vecchie coperture
coperte, agli asciugamani, abbiamo una verandina all'interno dove i gatti possono ripararsi appunto quando ci sono condizioni avverse dal punto di vista meteorologico. E quindi la visite alla colonia sono gratuite, chiunque può venire a trovarci, noi abbiamo complessivamente migliaia di visitatori che vengono tutto l'anno da un po' tutta Europa, quindi chiunque vuole, ma anche la busta di crocantini è per noi un piccolo aiuto importante. Un aiuto che potrebbe darvi comunque il Comune, visto che si rifiuta dal punto di vista amministrativo di riconoscervi, almeno di mettere qua sulla strada dei dissuasori che praticamente impediscono alle macchine di superare il limite di velocità. Sì, il problema della sicurezza abbiamo cercato di affrontarlo più volte, abbiamo fatto anche delle petizioni che sono state firmate anche dalle altre persone che abitano qui vicino a noi, sia d'estate ma anche dai pochi residenti che sono qua. Noi chiediamo una cosa semplice, quindi cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito al Comune ma anche alla Questura, alla Polizia Stradale affinché venga messa in sicurezza. Purtroppo quotidianamente questa strada ci sono dei pirati che vanno a velocità non consentite, velocità anche intorno ai 100 km orari. Noi abbiamo avuto non solo degli investimenti appunto a causa dei pirati, ma noi stessi che abitiamo qua tutto l'anno siamo in pericolo. Abbiamo davvero paura quando andiamo nella strada perché è poco trafficata, ma i pochi che ci sono che vanno a queste alte velocità mettono in pericolo i gatti e anche le persone, i turisti che vengono qua. Sì, i dossi potrebbe essere la soluzione, ma anche una segnaletica, una semplice segnaletica e i controlli per far rispettare un limite di velocità. E noi abbiamo proposto i 20, abbiamo proposto anche delle scritte orizzontali e anche, come diceva lei, appunto i dossi sulla strada in maniera che si vada a una velocità ragionevole. E questo è l'appello appunto che Andrea Azzori rivolge all'amministrazione comunale di San Vero Milis, a cui noi naturalmente ci appoggiamo perché effettivamente ha ragione, qua la strada se è abbandonata a se stessa, qui si corre, si va e si viene e i gatti quando attraversano rischiano la vita ogni volta che lo fanno. Grazie Andrea, io ricordo che allora sabato inizia l'estate felina alle 17 e naturalmente l'ingresso è gratuito, c'è questo primo reading con un libro dedicato al gatto, un romanzo dedicato al gatto. Chi volesse può venire qui, è molto semplice, su Valloso si prosegue sulla strada asfaltata, poi si trovano le indicazioni, le segnaletiche per arrivare alla colonia felina e io dico veramente ai nostri telespettatori che vale la pena di vederla. Veniteci e immagino che voi siate pronti ad accogliere tutti coloro che vogliono venire. Assolutamente, sabato alle 17 vi aspettiamo. Grazie, linea allo studio. Il nostro telegiornale si chiude qui.